Allora stiamo andando a Jeribà a surfare, Junior? Tavola qui. Siamo qui con Junior a Buzios, Jeribà. Allora, sono già uscito 2 o 3 volte, là ci sono un paio di metri, qua un metrino e mezzo. Andiamo nella zona dei 2 metri a vedere se prendiamo qualcosa. Allora, andiamo in acqua. Andiamo in acqua. Tutti sfondano da di là, ma di qua c'è il saccone, di qua c'è una specie di canale, ecco, vedete lì? Questo era un set grandino, anche più di 2 metri. Se riesco a prendere un'onda, perché fa molti close out purtroppo, questo è uno dei problemi qui. Però tutto sommato è divertente. L'onda ha anche delle sezioni tubanti, soprattutto una in partenza e una verso la fine, ma non è assolutamente tutta tubante, anzi frana. Via, entriamo. Ho messo la paraffina gialla. Questa è una tavola che ho comprato usata questi giorni. Ho dato indietro un'altra tavola che avevo, praticamente l'ho pagata 100 euro. L'altra tavola me l'ho valutata tipo 50, quindi 150 euro, l'ho pagata 100 euro. Che bello qua, devo già essere fatto buone volte. Achei. Allora siamo qua alla spiaggia di Jeribà, a Buzios, praticamente ci sono i picchi di là, io adesso sono nella parte più centrale, diciamo, della spiaggia, sì? Vediamo se prendo qualche onda perché ci sono molti close out. E bisogna sempre guardare prima di partire perché c'è gente che parte molto dentro, ovviamente.
Aspettiamo, vediamo cosa va a filmare. Vero, grandina quella che ho preso, set da fuori, 2 metri abbondanti, purtroppo mi ha fatto close out quasi subito. Torniamo a riva. Ecco qua Busos in tutto il suo splendore, Jerry Bar. Cioè, guardando da fuori tutti prendono i close out, ogni 20 minuti uno prende quella buona che apre e quindi è lo short break, quindi uno prende praticamente se ha culo e c'è un po' furbetto che si mette lì in linea, no? Go, go! Aqui tem os pombos. Tô filmando os pombos. Ai, tem as gaviotas. Ai, meu Deus. É gaivota. I think the person don't serve because it's a box. Se é uma bosta, por que você vai entrar na água? Because I'm here with the board. For our vlog, right? You guys will see a very good piece of video to show that it proves that I am a very good video maker. I can't even point the right person, and I even made a soundtrack. Great.